nacque la nostra 25 aprile a Messina. Una Costituzione ancora attuale e vitale, tra le più avanzate tra quelle esistenti, non a caso difesa dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani in occasione del referendum, quando si cercò di snaturare la sostanza e i valori. Permangono d'altro canto ancora oggi i tentativi di sminuire e di infangare la storia della Resistenza, cercando di equiparare i repubblichini sostenitori dei nazisti e i partigiani e i combattenti degli eserciti alleati contro il nazifascismo, a cui dobbiamo in Europa la distruzione e il regime del genocidio. La Shoah, dove circa 10 milioni tra uomini, donne e bambini furono trucidati nelle camere a gas, 6 milioni furono gli ebrei e 4 milioni tra zingari e testimoni di Genova, disabili, malati mentali e omosessuali. In modo questo per intaccare la ragione stessa fondante della nostra Repubblica. Per queste ragioni, per difendere nuovamente la conquista della democrazia, il 25 anniversario della liberazione assume il valore di una ricorrenza non formale. Per questi motivi, quest'anno, il Comitato Antifascista e la Confederazione Italiana delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane, forze politiche e sindacali,